Questa settimana siamo a Adria Racing, Adria appunto, l'autodromo più importante del nord-est. Siamo per un avvenimento particolarissimo, Teleton. Cos'è Teleton? È un'associazione nata nel 1990, un sacco di VIP partecipano per questa gara di solidarietà. Siamo qua prima dell'entrata in pista e seguiamo questa gara particolare, ma soprattutto le persone che sono ospiti del nostro Polesine. Facciamo un programma sul Polesine, ne approfittiamo di trovare lei che secondo me è anche innamorata di questa terra qua. Lei da governatore della nostra regione, come trova il Polesine? Affascinante, straordinario. Quando avevo tempo, quando non facevo il governatore del Veneto, venivo qui spessissimo, conoscevo la Sacca di Scardovari e i comuni intorno come casa mia. Adesso ci vengo un po' di meno, ahimè, però è una terra splendida che ha una fortuna, me lo lasci dire, la sfortuna di non aver conseguito gli stessi successi economici del resto del Veneto può essere una fortuna, perché si può percorrere quella strada senza commettere gli errori delle altre province, mantenendo la straordinaria bellezza dei luoghi, sapendo che proprio in quello c'è una ricchezza sconfinata. Ecco, io tutto questo lo auguro al Polesine. L'importanza di Teleton secondo lei? Questa non sono io a inventarla, è una delle più belle invenzioni degli ultimi anni, è la dimostrazione che poi la mia terra, il Veneto, sa dare meglio di altre regioni, di sapersi divertire, ma anche di stare bene, ma anche di ricordarsi che occorre essere generosi. E il Veneto ha tanti primati in questo, ha quello nelle donazioni degli organi, ha quello nelle donazioni della cornea, in Teleton raggiunge risultati straordinari. Beh, insomma, forse perché eravamo tanto poveri e non ci dimentichiamo e siamo orgogliosi di quello che eravamo e di quello che abbiamo fatto. Oggi che invece siamo ricchi ci ricordiamo di quelli che sono stati meno fortunati di noi e siamo nei loro confronti generosi. Tra i primati del Veneto abbiamo il governatore più alto. Anche più grasso forse, purtroppo, questo è meno bello. L'importanza di Teleton è quella di fare beneficenza, cioè che è una cosa giusta, che tutti dovrebbero fare, quindi noi quando possiamo, insomma, io ho 5 euro sul conto in banca, quindi ho versato quei 5 euro, avevo quelli, non ne ho più, sono andati in rosso, sono dei brutti momenti, insomma. E una macchina veloce come fa? Abbiamo delle strutture che sicuramente sono all'avanguardia rispetto ad altre piste e altri autodromi. Questo paddock coperto di 8.000 metri ci permette di fare degli eventi anche in un periodo dell'anno, dicembre, dove magari non potresti farlo in altri posti. Siamo legati a Teleton. Teleton ci sta dando veramente un grosso supporto e speriamo di contraccambiarli con questo. E tu investitore non polesano, cosa hai trovato in questa terra qua? Non veniamo da qua, l'abbiamo scoperta da poco, da 3-4 anni che siamo qui, è veramente una terra da rivalutare, importante, spero di rivalutarla anch'io nel mio piccolo, insomma. Conosco quelli che sono i responsabili poi fisicamente, insomma, della raccolta fondi di Teleton, e sono persone, sono amici, quindi perciò insomma sono persone che
che stimo profondamente e quindi so che quello che fanno lo fanno in maniera seria, che è un'operazione dove quello che si dice viene raccolto è davvero poi ridistribuito, quindi perciò sono contento e felice di poter apportare un minimo apporto a questa grande iniziativa. Ancora a correre, sfodererai qualche cosa di magico per la corsa? Sicuramente, certo, sfodero le mie armi, dobbiamo vincere. Quindi qual è l'antidoto? Cosa farai? Dai. Farò guardami, guardami e tutto va come dico io. Ecco. Saluto e vi auguro buon Natale e un buon anno nuovo. Lei è, secondo me, una persona che piace vivere bene. Consiglia a uno di vivere bene qua in Polesine? Beh, deve cercare tanto di avere delle passioni e io le passioni le ho avute giuste, perché ho avuto quella dei rally e mi sono divertito da matti. Ho avuto quella del pane, perché ho fatto sto pane fantastico della ciabatta, no, che ho inventato, e dopo ho avuto il culo di avere l'amore per le donne e quindi sono a posto con tutto, e sono a posto perché ho fatto anche un libro che si chiama Una vita nel sole, i rally, il pane e le donne, quindi questo qui è la realtà, insomma, ecco.